Berlusconi che nega la compravendita di parlamentari, risponde il premier mente. Il ministro dell'economia Tremonti, parlando a Venezia al convegno dei giovani imprenditori di Confcommercio, ha invitato tutti ad essere più ambiziosi per rafforzare la crescita, ancora troppo debole. Il nostro inviato Vittorio Cota. Per i paesi dell'Unione Europea la stabilità di bilancio sarà considerata essenziale e quindi la crescita economica non potrà più essere fatta col deficit pubblico. Il ministro dell'economia Giulio Tremonti, parlando qui a Venezia ai giovani imprenditori di Confcommercio, ha riassunto le linee della nuova politica economica europea nata dopo quella che ha definito la grande paura di maggio per il quasi fallimento della Grecia. Cambia il ruolo della Banca Centrale Europea, cambiano le politiche di responsabilità nei conti pubblici, oramai sotto il diretto controllo di Bruxelles. E il tutto si condenserà nella riforma del patto di stabilità e crescita, ha aggiunto Tremonti, che verrà approvata entro l'autunno. Un discorso che vale ancora di più per il nostro Paese, al quale Tremonti chiede: dobbiamo essere oggettivamente ambiziosi, rinunciare a posizioni fatalistiche. Il ministro dell'economia ha anche una parola per il nostro Sud. Quello che va bene per il Nord non va bene per il Sud e noi dobbiamo fare il massimo possibile sul Sud. Da Venezia, con la collaborazione tecnica di Daniele Di Noia, linea allo studio. Battuta